né martiri né terroristi, gente che cerca un'autonomia e fa delle forzature a livello, diciamo così, penale, ma neanche molto eccessive, insomma, però la forzatura c'è. Dopodiché, se ci sono delle prove, saranno dentro, se non ci sono le mandano fuori. Si ricorda quando la Slovenia si è staccata dalla ex Jugoslavia? Sono 2 milioni di abitanti, quanti siamo qua? E tutti prendevano in giro la Slovenia, e ha fatto una statua a sé. Sono da condannare, queste persone oggi vengono considerate a metà tra terroristi e martiri, la gente si divide. Secondo me è un po' eccessivo questo, perché tutto sommato uno può esprimere le proprie idee, magari non ha fatto niente di male in questo momento. Finora. Noi stavamo facendo chiedevamo un'indipendenza pacifica. Non abbiamo fatto delle feste, organizzato degli eventi dove non è mai successo niente. Siamo in una dittatura praticamente, delle persone che si sono espresse, hanno espresso il loro pensiero in maniera pacifica, sono state arrestate, quando poi i veri delinquenti, ma lo sanno anche loro chi sono perché sono fra di loro. Preferirei che si riflettesse un po' di più e andare coi piedi per terra. Ecco, abbiamo bisogno di ribellarsi, ma con questi sistemi non si fa strada. Non saprei, ma io non la vedo proprio come, non so, un problema così grave che l'Italia col terrorismo, ma sono 4 che hanno fatto una bravata. Lo Stato italiano si dà la zappa sui piedi perché adesso nel bene o nel male tutti ne parliamo. E verranno fuori dalla prigione perché, secondo me sempre, se li mettono in lista sulle europee, vincono. L'arresto dei 24 secessionisti, vicenda seguita e discussa da nonni e genitori, ma non altrettanto dai figli. No, mi dispiace. Non hai seguito niente di questa storia? No. No, giuro. Giuro, no, non hai seguito niente? Io 3, no. Questa storia degli arresti l'hai seguita? No. Sai quante persone sono state arrestate? Perché? No, non ne ho idea.